Un'altra operazione antidroga desos carabinieri desu comando provinciale de Nugoro, in sintesi desos servizios contra la coltivazione e su traffico de droga, sur militares e de su reparti squadriglias, hanno cassato un campo de marijuana in Sartu de Nugoro, in localidade Codibasciu. Sos carabinieri hanno arrestato un allevatore de Orune, Pietro Mula, de 44 annos, a pacutretu da azienda sua, bivini prantaoso, 2 mizza vundoso, somine a pustir desar formalidades e che sti sta aiuto a su carcere de Badoe Carros a disponimento des autoridade giudiziaria. Sa Guardia de Finanza de Castello de Lampedusa ha fatto un sequestro de droga in su canale de Sicilia. Un pescherecciu libicu intercettau da esar motor vedettas de su comando aeronavale de sa Finanza a Corso de Pantelleria a Tunu Garrigu de 6 tonnelladar de droga. Sa nave, che la bida, s'aeroplano ATR-42 MP de su comando operativo aeronavale de pratica de mare, in pattugliamento aereo in su Mediterraneo centrale, e sti stau firmau da esorduoso pattugliadores moghioso da esosportor de Lampedusa e Casteddu. Sor finanzieri si hanno perquisiu sa nave e hanno accattau un doppio vundu in sa sala macchinas, ove bivicuvada sa droga. Sos 6 membros des equipaggiu, unu tunisinu e chimbe libicos, los han arrestaus. S'operazione, informata sa Guardia di Finanza, è stata mandata da innantis in collaborazione con sa Direzione Generale Centrale de sos Servizios Antidroga de Roma, su Comando Generale de sa Guardia di Finanza e su Comando Regione Sicilia. Su sequestru s'annanghete accusuvato in su mese passau de 26 tonnelladar de hashish, ove han arrestau 25 persones. Sichiti su dibattitu supra la proposta fatta dai su sindaco de Nugoro Andrea Soddu di istituire una zona franca urbana come in testi stauvattu pro su sulcis iglesiente. Sa proposta è scompartita da Esapan, s'assozio de impresar minores e medias. Est un'idea che deve andare da innantisi, lasciando a banda criticas a chi non hanno di tebiere chi son numero desa povertade, su traballo e sa disoccupazione, iscrivete in una nota su direttore de Sapan Gianfranco Seddone. Sar difficultades bisogna sempre istadas e non pezzi in su territorio nostro. Sa cittade ha bisogno de cambiamentos, cominciammoso che in sa zona franca urbana programmata dai su sindaco de Nugoro. Lasciamos perdere criticas e parres contrarios, pro calisi sia cosa, si proponzata, casi non si va che nuda, toccata ad essere di accordo, entes pubblicos, associos e cittadinos. Secondo Seddone, l'obiettivo della zona franca urbana è scusso di favorire il sviluppo economico e sociale des orzassos urbanos che in carenza armannas. Si previdini agevolazioni fiscales e previdenziales pro affortiare sa crescita imprenditoriale e occupazionale in sas impresas minores in pessu costituias e sustento a sas impresas zai operantes. Si riconoscano agevolazioni in esenzione de sas impostas supra sos redditos, SIRAP, SICI e sos contributos previdenziales. Più di una volta Sapan de Nugoro, ammentata su direttore, ha cercato di promuovere iniziativas pro che va che rissire sa città de desisolamento. In su 1984 ha proposto l'insediamento dell'Università Autonoma de Nugoro pro sa Facoltà de Scienze Forestales. In questo anno in Sardegna non vivitti e si podia fare meda, ma non fit andata in portu, casos politicos nugoresos non hanno risposto. In su 1994 ha fatto la proposta di una banca nugoresa, tornata a fare in su 2016, ma cussa puru viti vallia pro mancanza di unidade. Custa est esa città nostra, ata concluiu Seddone, non facete e non la san facere. Facere un referendum consuntivo supra sa steracchiar militares in Sardegna. Est esa proposta presentata a Costumanzani in Casteddu da un gruppo de movimentos e associos antimilitaristicos e pacifistas. Su comitau at insediau una commissione che ha per elaborare sa dimanda de vacere sor cittadinos. A pustis hanno cominciare a collire sar firmas che pro sor referendum regionales depen esser de chemizza. Pedimus a totus os sardos de abarrar a costazu nostru in questa battaglia. Annau Bustiano Compostu, uno de sos promotores des ideades su referendum. Semus studiando sa formula giuridica prusadatta pro vacere a manera che su referendum siat considerau legittimu, evitando sos problemas de su passau.
Secondo Pierfranco De Vias, indipendentista, giusto che su popolo sardu decidata de meledare supra questa quistionese, cosa mai capitata de esos annos chimbanta oie. Este unu diritto desa democrazia, sa Sardigna depete espressare unu parrere. Sa richiesta de referendum consuntivo es partia a pustisi desa mobilitazione contra sa base de Capuvrasca e su uno nucleo dei in sa schida scoladasa. Pro Gianfranco Sollais obiettivu de sardechemizza virmasa es cosa vazzile, bastata de pessare a sa protesta de Capuvrasca, canne in pacardiesa na rispostu de chemizza pessonese. Prosuchi per toccata sas polemicas supra sordannos economicos o appusti stancada sar baser militares su comitau ner de accordu. Basta de pompiare a su chi è scapitau in Sa Maddalena, n'ha compostu. Sos ultimos datos puru confermana chi s'andada de sos americanos noata caionau disoccupazione. Custu manzano in saula magna de su liceo classico de Nugo resti stata fatta sa cerimonia de consigna de sar bursar de studio a sa memoria de Giovanna Cerina, nugoresa, docente universitaria de letteratura italiana, che prima de traballare in su universidade ha insegnau in sos istitutos superiores de Nugore Casteddu, una intellettuale che ha dau meda a sa vita culturale sarda, che in su 2016 esti stata eletta in Consiglio regionale che in su governatore Soru, morta in su 2019, ma ha dedicau sa vita sua a s'insegnamentu. Sor familiares l'hanno fiammentare istituinde sar bursar de studiu pro studentes de su liceo classico e scientifico de Nugoro. Sa consigna de sos assignos a sos studentes la fatta sa professoressa Angela Cerina, sorre de Giovanna, che pro medas annos esti stata preside de su liceo scientifico nugoresu. Fini presentes su dirigente de su liceo Asproni Antonio Vadda, su dirigente de su liceo Vermi Bacchisio Porro e Fabrizio Beccu, presidente de su Consiglio comunale che ha presentato saludos dell'amministrazione.